La legge regionale 12 del 2018, fortemente voluta e promossa dall'ex sindaco di Amatrice, onorevole Sergio Pirozzi, è stata illustrata presso la sala consiliare del comune di Sora. Approvata in regione nello scorso mese di novembre, la nuova normativa coinvolge tutti i comuni in zona a rischio sismico 1, con la speranza di estenderla in futuro alle altre zone sismiche, come auspica il consigliere regionale, anche alle altre regioni d'Italia. È vero che c'è il momento della tragedia, è vero che c'è il momento dove piangi i tuoi amici, ma poi io penso che il salto di qualità sia quello di incominciare veramente a investire nella prevenzione partendo dai comuni che stanno in zona sismica 1, in provincia di Frosinone ce ne sono 30, tra cui Sora. È importante però che si incominci a fare qualche cosa per la gente, dare la possibilità di avere delle risorse a fondo perduto per poter fare gli adeguamenti sismici alle proprie abitazioni, partendo dalle costruzioni che sono state fatte prima del 1974. Fa il paio con altri provvedimenti meno importanti di questi che sono secondo me anche importanti perché da quest'anno tutte le attività commerciali e artigianali nei 175 comuni montani del Lazio pagheranno il 20% in meno di IRAP. Questo l'ho voluto io, è un'altra battaglia perché bisogna difendere chi è più indietro, chi lavora, chi si alza ogni mattina e soprattutto le parti deboli del territorio, perché sennò è inutile che buttiamo delle risorse nell'emergenza. È importante questa legge perché rimette in moto anche l'economia, soprattutto di questi borghi che sono straordinari ma vengono spesso dimenticati, perché oggi la politica è fatta solo di parole e questa è la testimonianza che si possono fare anche i fatti. L'importante evento ha visto coinvolti l'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti della provincia di Frosinone, nelle persone di Mauro Annarelli e Massimo Penna, e l'Ordine dei Geologi del Lazio, rappresentato per l'occasione dal dottor Marco Incocciati. Il padrone di casa, Roberto De Donatis, ha fortemente voluto questo incontro e nel suo plauso all'onorevole Pirozzi si è complimentato per il celere lavoro svolto nella redazione di una legge così importante per i cittadini. Una legge sicuramente importante perché crea dei presupposti importanti che vanno anche oltre quello che è l'aspetto legato alla prevenzione sismica e all'aumento di una cultura che è quella della sensibilizzazione al fatto di dover mettere il proprio patrimonio edilizio in linea con quelle che sono le norme tecniche attuali. Quindi sfruttare anche la possibilità che la Regione metta a disposizione un supporto, un sostegno economico per coloro che intendono ristrutturare i propri edifici vuol dire rimettere in gioco la coscienza dei cittadini ma anche un circuito virtuoso socio-economico che può dare un sostegno alla realtà urbana dei nostri territori. Sono territori fragili però allo stesso tempo pieni di energia per poter mettere in moto dei meccanismi per lo appunto virtuosi.